Giovani agricoltori si mobilitano per un futuro migliore in agricoltura. Quali sono le vostre proposte? I giovani agricoltori, appunto, soprattutto nella provincia di Padova, chiedono maggior riconoscimento dell'imprenditore attivo in agricoltura e quindi maggiori agevolazioni per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti che vengono dati ai giovani. In più il credito rimane uno dei problemi principali e la sensibilizzazione della politica e delle banche per riuscire ad investire molto di più sulle nostre idee senza basarsi su un capitale dei giovani che al momento non hanno a disposizione. Un altro dei nostri progetti è quello di istituire la Banca della Terra, dove viene censita un registro dove sono presenti tutte le terre, non solo demaniali ma anche le terre private. Riguardo proprio a questo progetto ci sono a disposizione delle terre su cui noi vogliamo lavorare, vogliamo investire le nostre idee e far lavorare anche i giovani che al momento sono senza lavoro, proprio riuscendo a trovare nuovi progetti, per esempio degli orti per poter coltivare della frutta e della verdura per portarla nelle scuole, oppure dei parchi dove la comunità ne può usufruire come un polmone verde all'interno delle aree cementificate, o dei terreni in affitto dove i giovani possono coltivare per l'agricoltura e così riuscire a ricavare reddito e ottenere a disposizione della terra che al momento è un bene a cui non si può accedere.